L'onorevole Margherita Larrocca Ruvolo, Presidente della Commissione Sanità, comunica che l'ARSA, Assemblea Regionale Siciliana, ha approvato la norma che consentirà l'avvio del nuovo servizio idrico nella provincia di Agrigento, che sarà gestito dall'AICA. Esprimo una grande soddisfazione, afferma l'onorevole Margherita Larrocca Ruvolo, perché dopo anni di battaglia a ogni livello la gestione dell'acqua torna finalmente pubblica. Un ringraziamento va al presidente Nello Musumeci, all'assessore Marco Zambuto e a tutto il governo regionale per la grande disponibilità mostrata la scorsa settimana approvando in giunta un decreto legge ad hoc che ci ha messo oggi nelle condizioni di poter varare in aula la legge che permetterà la partenza dell'azienda idrica dei comuni agrigentini senza determinare lo stop del servizio e senza pesare sulle risorse finanziarie dei comuni. Ricordiamo la riunione avvenuta la settimana in prefettura d'Agrigento con i sindaci dell'Agrigentino, dei vertici dell'AICA, dell'ATI idrico, del commissario Venuti, con il prefetto Maria Rita Cocciufa che nel suo intervento ribadiva come sia importante la riuscita di questo progetto ambizioso che costituirà certamente una rilevante scommessa per il territorio agrigentino. Per il prefetto ciò richiede uno sforzo congiunto a opera di tutti gli attori coinvolti, l'AICA in primis, chiamata a un cambio di passo nella gestione del servizio idrico, dei cittadini che hanno anche un ruolo importante e che devono fare il proprio dovere contribuendo a sostenere i costi del servizio che si baserà, attesa la natura pubblica dello stesso, esclusivamente sugli incassi derivanti dal pagamento delle bollette idriche.